La Regione ha sospeso il pagamento della cassa integrazione in Sicilia, in attesa di trovare i soldi necessari a coprire il fabbisogno per tutti i lavoratori usciti dalle aziende in crisi e dagli enti di formazione professionale. L'assessorato al lavoro ha comunicato che non saranno accettate nuove richieste e che chi già riceve gli ammortizzatori sociali non potrà avere proroghe. Il sistema è fermo da lunedì scorso. Gli uffici provinciali del lavoro hanno informato i sindacati che hanno subito annunciato la protesta in tutta la Sicilia. La sospensione ha due effetti. Le aziende che d'ora in poi entrano in crisi non possono contare sulla cassa integrazione. Fino a quando non saranno reperiti altri soldi, i lavoratori non percepiranno assegno per il periodo in cui resteranno disoccupati. Si fermano anche cassa integrazione in deroga e mobilità. La Regione non ha ancora sbloccato la trattativa a Roma per avere più fondi. Un nuovo incontro con i tecnici del ministro Fornero è previsto entro una settimana e a quell'appuntamento la Regione dovrà presentarsi con numeri certi sui lavoratori che godono e godranno degli ammortizzatori sociali e sulle somme necessarie fino a fine anno. La dirigente dell'assessorato Anna Rosa Corsello afferma: abbiamo chiesto di sospendere le nuove emissioni perché stiamo facendo un monitoraggio della situazione. Quando avremo dati certi chiederemo a Roma i nuovi finanziamenti. Sono giorni decisivi. In realtà, secondo i dati già in possesso della UIL, i numeri sono da record e lascerebbero temere che non tutto possa essere coperto da qui a fine anno. A giugno la Regione aveva già sospeso il pagamento della cassa integrazione anche per i lavoratori già immessi nel sistema. Il budget stanziato a gennaio, 26 milioni per la maggior parte messi a disposizione dallo Stato, non solo era già esaurito, ma gli assegni anticipati dall'INPS ai lavoratori delle aziende in crisi avevano già sfondato il tetto dei 60 milioni. E almeno altrettanti, calcolavano i tecnici dell'assessorato, ne servivano per arrivare a fine anno. Poi è arrivata una boccata d'ossigeno da Roma e l'INPS è tornata ad anticipare le somme. Ora il nuovo stop in attesa del nuovo assegno dello Stato di cui non si conosce il valore.